Buonasera, iniziamo così. Regione Veneto e Giro d'Italia. Un legame fatto di passione, fatica e successi. Una storia che attraversa tutto il Novecento fino al grande arrivo a Verona nel Giro d'Italia 2022. Una festa lunga 500 km che anche quest'anno celebra le nostre comunità sul territorio. Con 5 città del Giro d'Italia 2023. Attraversiamo la stupenda pianura veneta fino al mare, incontrando Caorle, città millenaria che si affaccia sulla laguna, chiamata la Piccola Venezia. Partiamo da Oderzo, gioiello di epoca romana ricco di arte e cultura. Percorriamo la Val di Zoldo e raggiungiamo Palafavera, all'ombra del Monte Pelmo, il trono degli dei, e del Monte Civetta. Lasciamo Longarone, città rinata con orgoglio dopo il disastro del Vajont, per risalire allo storico Passo Giaude. Ma la nostra tappa finale è il rifugio Auronzo, al cospetto del simbolo delle Dolomiti, le 3 cime di Lavaredo. Il Veneto si conferma ancora una volta protagonista del grande ciclismo. Dico sempre che non c'è Giro d'Italia senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro d'Italia. Buonasera, benvenuti. Bello. La conclusione ha tutto un significato. Non c'è Giro senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro. Benvenuti al Centro Civico. Buonasera davvero, quando mancano pochi giorni al via della 106esima edizione della Corsa Rosa, sviluppata su 21 tappe, 3.448,6 km di gara, che porteranno i corridori ad affrontare uno sviluppo totale di 51.300 metri di dislivello. Saranno ben 8 le tappe per velocisti, una di queste è proprio quella che siamo pronti a descrivere questa sera con dei graditissimi e grandi ospiti. Ci saranno 3 tappe a cronometro, di queste 3 tappe a cronometro ritorna la cronoscalata che sarà da Tarvisio ai Monti Lussari. Ci saranno ben 6 tappe di montagna, 2 contraddistinte a 4 stelle, 4 contraddistinte a 5 stelle. Ci saranno 4 tappe considerate mosse, ma molto insidiose dicono. Il Giro d'Italia finalmente ritorna a ripartire dall'Italia, parte dall'Abruzzo, arriva a Roma, nella capitale, i Fori Imperiali, Roma, che ospiterà la conclusione della Corsa Rosa e sarà pronta a consegnare il trofeo senza fine per la sua 5ª volta nella storia dei 106 anni del Giro d'Italia. A onor del vero, il Giro d'Italia sconfinerà soltanto una volta, nella tappa che porterà all'arrivo a Crans-Montana in Svizzera. In occasione di quella tappa i corridori andranno ad affrontare Cima Coppi del Giro d'Italia numero 106, che è il Colle di San Bernardo, posto ai 2.469 metri sul livello del mare. Caorle sarà, come ho detto, la penultima tappa per velocisti, considerando l'ultima la sfilata finale a Roma ai Fori Imperiali, per i velocisti che rimarranno dopo l'inferno montano che dovranno affrontare. Per quelli che rimarranno comunque sarà tappa per velocisti. Pergine Valsugana, Caorle, tutta in discesa, è proprio una fiondata di 192 km, qui il dislivello naturalmente è pari a 0. Caorle è pronta, è come se è pronta, però a parlarci e a dircelo se è pronta o meno, ma entrando si respira già e si vede tanto rosa in giro e si respira quell'aria che è giusta e appartiene a questa grande corsa, a questo grande giro, considerata la corsa più bella nel paese più bello del mondo. Benvenuto e grazie per ospitarci in questo centro civico al sindaco di Caorle, Marco Sarto. Grazie Paolo.
E buonasera a tutti, naturalmente un saluto di benvenuto a tutti voi, ai graditissimi ospiti che ci onoreranno della loro presenza, che poi presenterai. Un saluto di benvenuto al vice sindaco di Oderzo, altra città di tappa, della quale abbiamo assistito l'altra sera a una bellissima presentazione. Io vorrei partire naturalmente con i ringraziamenti nei confronti degli sponsor del comitato di tappa, tutti coloro che hanno contribuito e partecipato perché questo evento si rendesse naturalmente possibile. Un ringraziamento, però lo voglio fare oltre ad Angelo Striuli e a tutte le persone che hanno collaborato perché Caorle fosse città di tappa, ad una persona in particolare, perché è vero che viene citata la regione, ma io mi rivolsi circa un anno fa al Presidente e ne parlai con lui e chiesi a lui se c'era questa possibilità e chiesi al Presidente Zaia che Caorle aveva un sogno, che era quello di ospitare una tappa del Giro d'Italia. E vorrei leggere la lettera che lui ci ha mandato in questi giorni, perché questa sera naturalmente ci teneva, ma non poteva essere presente per altri impegni. Pregiatissimo Sindaco Sarto, come anticipato dalla mia segreteria, mi duole davvero comunicare che a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò partecipare alla presentazione della tappa di Caorle del Giro d'Italia del 24 maggio. Il Giro d'Italia, oltre a rientrare nel novero delle competizioni ciclistiche di maggior rilievo, passando a Caorle omaggia la profonda vocazione che congiunge il ciclismo alla nostra gente. Ho fortemente voluto che il Giro toccasse per la prima volta nella sua secolare storia Caorle, che quest'anno sarà protagonista dell'arrivo di una tappa. La decisione risiede nella peculiarità che questa disciplina assume, soprattutto negli orizzonti identitari della nostra gente. Il Veneto è infatti culla non solo di campioni capaci di scrivere pagine grandiosi negli annali, ma anche di abili artigiani che, depositari di un'antica tradizione, sono riusciti a innovare creando modelli di bicicletta da competizione altamente performanti e dell'altissimo tasso tecnico. La tappa saprà inoltre promuovere un territorio quale quello di Caorle, splendido nelle sue molteplici suggestioni, capace di spaziare dal patrimonio ambientale a quello storico-artistico. Desidero con la presente ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per l'ottenimento di questo prestigioso traguardo. Sono sicuro che la comunità, tanto di Caorle quanto degli appassionati regionali, saprà animarla ulteriormente con la proverbiale passione che accompagna la corsa in roso. Cordialmente saluto Luca Zaia. Ecco, io ci tengo a ricordare che non molti lo sanno, ma che Caorle è la nona città italiana in termini di presenze turistiche, prima di città importanti come Napoli e come Torino, ma che Caorle è anche l'unico dei 1206 borghi storici, l'unico sul mare. Ce ne sono sul lago, di pianura, di montagna, ma è l'unico sul mare. E credo che per Caorle effettivamente oggi si realizzi un sogno che avrà la possibilità di far vedere il nostro territorio a 5 continenti, 200 paesi e 650 milioni di telespettatori. Ecco, credo che se per la prima volta già l'anno scorso tutta la Riviera Veneta ha superato in termini di fatturato quella romagnola per la prima volta nella storia, questo sia un'ulteriore ed importante occasione di promozione di tutto il nostro territorio, di Caorle, della bellissima Caorle, ma di tutto il nostro Veneto. L'augurio e l'auspicio, ma ne sono convinto, che tutte le persone che hanno lavorato e che collaborano renderanno questa tappa accogliente e veramente speciale come questa città si merita. Grazie. Posso aggiungere, signor Sindaco, che Caorle, fino a prova contraria, è anche un po' la capitale della multidisciplina, perché da poco campionati europei di duathlon e a breve ritornerà il triathlon, che sarà valido per la qualificazione ai mondiali. Sicuramente è una città dello sport e per lo sport. Punto. Grazie. Grazie signor Sindaco, 5 graditi ospiti, 2 graditi giornalisti che sono con noi, che sarà mia cura presentarvi. Iniziamo da un campione olimpico, Atlanta 1986 nella corsa a punti, 5 volte campione del mondo in pista, 4 giorni in maglia rosa, 2 tappe al giro, una tappa alla Vuelta, 28 6 giorni su pista vinte, Silvio Martinello. Campione del mondo, l'ultimo campione del mondo di Casa Italia, a Varese nel 2008 ha vinto un Fiandre, una classica di Amburgo, un Giro di Polonia, Alessandro Ballan.
Campionessa del mondo a San Sebastián nel 1997, la prima campionessa del mondo italiana azzurra, Alessandra Cappellotto. Bronzo nella cronosquadra, ma insomma il tempo ci sarà per andare poi in altri aspetti molto molto importanti. Lui è stato campione italiano, si è laureato campione italiano a Borgo Valsugana, ha vinto 2 tappe al Giro d'Italia, un arrivo a Peschici e la cronoscalata da San Vigilio di Marebbe a Plan de Corones. Franco Pellizzotti, 4 giorni in maglia rosa anche per Franco Pellizzotti. Lui il salto da professionista non è riuscito a farlo, ma vi posso garantire che parlando con lui, per chi lo conosce molto bene, ci ha provato e come se ci ha provato, però si è tolto le sue soddisfazioni nella categoria juniores vestendo la maglia azzurra, e già quello è un traguardo importantissimo, e nella categoria dilettanti andando a vincere 5 classiche internazionali e vestendo anche in quella categoria la maglia azzurra. Tiziano Brichese. Giovanni Monforte, la Nuova Venezia, e davanti a lui Andrea Ruzza, il Gazzettino. Signori, buonasera. I microfoni li attiviamo tutti, li diamo così, poi ve li passate come ritenete opportuno. Prego. Allora, a questo punto è anche difficile iniziare con questi campioni. Da dove iniziamo, Sindaco? Faccia lei la prima domanda. La faccia lei. Io sono semplicemente, volevo dire questo, onorato perché abbiamo 3 campioni del mondo e non capita tutti i giorni, insomma, di avere personaggi di questo calibro, per cui non sono neppure in grado di fare una domanda. E ci sta, voglio vedere. Allora, Alessandra, inizia Alessandra Cappellotto. Io mi sono fermato a quel titolo mondiale, ma poi mentre raggiungevi la poltroncina ho ricordato i 2 bronzi mondiali comunque nella cronosquadra e nel cronometro individuale. Poi, lasciata l'attività professionistica, sei diventata vicepresidente dell'Associazione Corridori Ciclisti Italiani Professionisti e poi dopo sei entrata in una fase di importanza straordinaria perché hai ottenuto quello che cercavi, quello che volevi e che gradirei fosse descritto da te. Sei andata a pescare nei paesi sicuramente meno facili e felici, la possibilità di portare delle ragazze che non stavano vivendo sicuramente un bel momento, nell'avvicinarle alla quella che è sempre stata la tua quotidianità, il fatto di andare in bicicletta o comunque di frequentare ambienti più consoni a queste ragazze, che ti ringraziamo di averne portate 2 con noi questa sera, e soprattutto per far loro esperienza di vita, quella vita che purtroppo in quei paesi manca. Alessandra Cappellotto. Grazie, ottima presentazione, grazie. Io volevo iniziare con una notizia che quando ero piccolina, fino agli 8 anni, perché poi ho iniziato ad andare in bici, quindi vacanze mai, venivo in vacanza qui, a Caorle. Però è stato molto bello sentire il sindaco Sarto, grazie, perché non lo sapevo, che abbiamo dato una botta sui denti a quei gasati dei romagnoli e abbiamo guadagnato più di loro, abbiamo avuto più presenze turistiche, quindi questa è un'altra buona notizia. E ho iniziato appunto a fare ciclismo tantissimi anni fa, ho 55 anni, quindi 45 anni fa le donne in bici non erano tante e già da piccolina con la testa dura e la sfrontatezza che ancora comunque possiedo, lottavo e cercavo di dire a tutti che una donna può fare ciclismo tanto quanto un uomo, che non c'è differenza e che noi valiamo quanto gli uomini. La battaglia è stata lunga, ma adesso il ciclismo femminile lo conoscete, immagino tutti, ci sono campionesse davvero fantastiche in Italia e all'estero, le donne gareggiano con gli uomini, fanno tutte le gare, a parte 2 classiche monumento, ma fanno tutte le gare che hanno anche i maschi, e quindi direi che quelle lotte che ho fatto da piccolina per ribadire a tutti che anche le donne valgono e possono anche loro fare ciclismo e farlo bene e far divertire il pubblico sono servite.
Però dopo la carriera ciclistica, così, mi ero accorta che c'erano delle ragazze in luoghi in luoghi difficili del mondo dove è difficile fare ciclismo. Ragazze che o non avevano i mezzi, oppure ragazze che abitano in luoghi dove fare ciclismo per una donna è strano o addirittura vietato. E quindi ho creato un'associazione, si chiama Road to Equality, è un'associazione che ha base in Italia, e ho iniziato ad aiutare ragazze. Le prime sono state delle ragazze in Ruanda, e poi delle ragazze in Nigeria, e poi in Algeria e in tantissimi altri paesi del mondo. Poi sono arrivate anche le ragazze dell'Afghanistan. L'Afghanistan non era ancora stato invaso dai talebani, era il 2021, e con il presidente della Federazione Ciclistica dell'Afghanistan abbiamo organizzato una gara di ciclismo per le donne a Kabul. È stata l'ultimo esempio di libertà per quel paese, perché dopo quella gara, dopo quell'8 marzo che abbiamo scelto anche come data significativa la festa delle donne, e far vedere che le donne potevano andare in bici anche a Kabul, anche in Afghanistan e anche a Kabul, e purtroppo in agosto del 2021 i talebani concludono la loro invasione dell'Afghanistan, conquistando anche la capitale, Kabul. Amnesty International, in virtù di questi principi e di quello che hai ottenuto, ti ha riconosciuto un premio importantissimo. Sì, il premio di Amnesty per me è stato più importante che la medaglia d'oro del mondiale e che la partecipazione alle Olimpiadi. Prima di tutto perché è stato un premio che non mi aspettavo, perché io ho fatto qualcosa che potevo fare, l'ho fatto secondo me in modo semplice, ragazze chiedevano aiuto, io le ho aiutate, e vedere invece che Amnesty si è accorta di questo lavoro veramente è stato vedere ripagato la fatica di quei giorni. Grazie Alessandra, e ci fermiamo per il momento qui. Silvio Martinello, che giro sarà? Ma sarà un giro, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sarà un giro, insomma, credo molto spettacolare. Il percorso è un percorso ormai di tendenza, molto impegnativo, forse troppo anche a volte. C'è un cast di partecipanti di ottimo livello, chiaramente i fari sono accesi soprattutto sulla sfida Roglic e Evenepoel per ciò che insomma, fanno parte di quel sestetto di fuoriclasse che sta monopolizzando il ciclismo internazionale, quindi il fatto che abbiano scelto di venire al Giro d'Italia supportati tra l'altro da due squadre particolarmente attrezzate, insomma, logicamente vengono considerati i favoriti, però c'è anche una schiera diciamo così, di seconda fascia, perlomeno in partenza un po' inferiore, di tutto rispetto, e in un giro dove non bisogna dare assolutamente nulla per scontato, perché insomma, soprattutto l'ultima settimana, tra l'altro l'ultima settimana dove è incastrata anche tra tappe complicatissime, anche la frazione che terminerà a Caorle, insomma l'ultima settimana può accadere di tutto perché basta veramente un minimo errore o diciamo così una sottovalutazione anche sotto l'aspetto dell'alimentazione, sotto l'aspetto tattico per perdere tutto eventualmente. Poi la penultima frazione, quella a cronometro con l'arrivo ai Montelussari, insomma, per esempio Roglic ha un ricordo credo ancora ben presente di quando perse il Tour nel 2020, nella penultima frazione a cronometro che si concludeva alla Planche de Belfi, quindi un Tour praticamente dominato, ma in quell'ultima frazione perse tutto. Lui non andò come sperava, Pogačar invece fece
fece vedere che quello che poi sta confermando ogni volta che sale in bicicletta. Quindi ci sono tutte le premesse per assistere a un giro veramente molto spettacolare. Sulla carta almeno, insomma, non ci dovrebbe essere, o perlomeno ci sono poche possibilità che ci sia della gloria, perlomeno per la classifica generale, per qualche corridore italiano. La punta, diciamo l'uomo più in forma, Giulio Ciccone, ha fatto un'ottima primavera, ma insomma subito dopo la Liegi-Bastogne-Liegi è risultato positivo al Covid, quindi è a letto e si sta cercando di recuperare. Sarebbe stato complicato, a mio avviso, che potesse lottare per una classifica importante, però il fatto, se riuscirà a recuperare il fatto di partire, potrebbe essere un'ultima settimana adatta per cercare un successo di tappa. Direi che, insomma, per quanto riguarda il giro che ci aspetta, credo, insomma, ecco, ultimo aspetto, per quanto riguarda invece i velocisti, perché qui a Caorle molto probabilmente, insomma, sarebbe una sorpresa se non si concludesse allo sprint la tappa che partirà da Pergine Valsugana. C'è grande qualità anche tra i velocisti. Ci sono dei velocisti molto, molto interessanti, alcuni giovani tra l'altro, e il Giro d'Italia potrebbe essere il primo vero trampolino per conoscerli in una nuova dimensione. Per quanto riguarda gli italiani, credo che Dainese, anche dopo il successo dell'anno scorso a Reggio Emilia, possa essere considerato, anche per quanto riguarda gli italiani, il velocista, diciamo così, da cui ci aspettiamo delle cose interessanti. Grazie per il momento Silvio Martinello. Alessandro Ballan, tu sarai ancora, parteciperai al tuo Giro d'Italia con la versione pedalata assistita? No, non ancora, sono ancora in forma. Ecco, Buonasera a tutti, e quello è un altro, quello del Giro E. Io sarò con uno degli sponsor del Giro, che è Banca Mediolanum, e porteremo i clienti della banca a fare i finali di tappa, però con bicicletta muscolare. No, volevo vedere se magari nel frattempo avevi... Che giro, la stessa domanda, che giro sarà? Alla luce dei nomi già pronunciati, salvo qualche sorpresa, che potrebbe essere? Ma allora, sorprese io penso che ce ne saranno di sicuro, perché il Giro è sempre stato una bella gara, e il bello del Giro è il fatto che la classifica è sempre rimasta molto chiusa fino alle ultime tappe. Ricordiamo che l'anno scorso Hindley ha vinto il Giro d'Italia proprio nella penultima tappa, scalando il Passo Fedaia, quindi io penso che anche quest'anno sarà così, perché guardando la classifica è vero, abbiamo due persone che sono nettamente superiori, mi riferisco a Roglic e a Evenepoel, però sono anche quelli che hanno meno squadra. E d'altro canto ci sono delle squadre come Ineos che hanno più punte, quindi possono anche cercare di far saltare il banco in qualche tappa. Anche la stessa squadra dove è direttore sportivo Franco Pellizzotti, diciamo che hanno più pedine da poter giocare, e magari confermo tutto quello che ha detto Silvio Martinello. Si è dimenticato di un Caruso che qualche anno fa è arrivato a podio a Giro, che quest'anno magari parte anche con un po' di gradi in più da capitano e potrebbe cercare di fare qualcosa meglio rispetto a quell'anno. Per il resto mi aspetto spettacolo. Il Giro è sempre, ripeto, è sempre stato bello, combattuto, e non si risparmiano assolutamente i corridori, e quindi anche quella che sarà la tappa di Caorle mi aspetto che qualcuno cerchi di andare in fuga. Logicamente le squadre di velocisti cercheranno di mandare via una fuga ridotta per controllare la gara e per disputare questa penultima volata, perché l'ultima sarà, come sappiamo, a Roma. Comunque saranno veramente le ultime possibilità per i velocisti, quindi io penso che saremo destinati a vedere uno sprint sopra i 70 km/h qui a Caorle. C'è il mare come via di fuga. Vanno. Grazie Alessandro. Franco Pellizzotti. Allora, come sta Damiano Caruso a questo punto? Vogliamo chiarire subito. Ma innanzitutto buonasera a tutti. No, Damiano sta molto bene. Oggi era un bel test al Giro di Romandia, c'era una cronometro molto difficile, è arrivato sesto, quindi la condizione c'è, perché a cronometro non ti puoi nascondere. Romandia è una corsa di livello
E quindi speriamo bene, insomma, sarà uno dei nostri 4 leader e speriamo che ci possa dare delle gioie come ce le diede 2 anni fa. Sceso dalla bicicletta, terminata la tua attività da professionista, ricordavo mentre raggiungevi la poltroncina hai vestito per 4 giorni la maglia rosa, e, sceso dalla bicicletta, salito in ammiraglia, direttore sportivo, come ricordava Alessandro Ballan, del team Bahrain Victorious. E se il Giro si risolvesse prima delle ultime tappe montane? Ma il Giro è il Giro, è una corsa aperta, non ci sono tappe di trasferimento, perché anche le tappe semplici come questa di Caorle, che sulla cartina sembrerebbe una passeggiata, possono comunque sempre dare delle sorprese, no? Il Giro d'Italia si corre a maggio, sappiamo tutti che a maggio è un mese pazzerello, no, per il meteo, e il Giro è sempre stato difficile anche per questo, perché inizi a trovare giornate brutte, soprattutto nell'ultima settimana dove si corrono qua nelle nostre strade, inizia a diventare molto difficile, le temperature si possono anche abbassare, molti corridori possono soffrire, quindi penso che il Giro, comunque l'ultima settimana, le ultime tappe, le nostre tappe classiche, dolomitiche, siano quelle che faranno l'ago della bilancia per questo Giro d'Italia. Grazie a Franco Pellizzotti, anche con te torniamo. Mi sia concesso, perché in casa Pellizzotti si è aggiunta in bacheca un'altra maglia tricolore, è quella della figlia Giorgia Pellizzotti. Se ti puoi alzare. Campionessa italiana di ciclocross categoria allieve a Castello Roganzuolo in provincia di Treviso 2023. Brava, 2 maglie tricolori. Tiziano Bricchese, ci hai provato tante volte, però io nella presentazione, seppur veloce, quella che ho fatto per tutti, ho detto che ci hai provato in tutti i modi, ma le tue soddisfazioni te le sei anche prese. Sì, mi sono preso delle soddisfazioni con qualcuno di questi campioni, perché per me sono dei campioni. Ho avuto la fortuna di lottare con Silvio, mi sono incontrato più di qualche gara assieme, però con loro sono molto più giovani, però sono emozionato ad essere qui assieme a loro, mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, anche se ho corso per tanti anni in bicicletta. Adesso se si parla di cucina magari ecco, riesco Ma com'è che un corridore all'indomani diventa cuoco e poi chef? forse era il mio destino, non lo so. Comunque tranquilli, perché la cucina è presidiata, la cucina del ristorante. Tiziano, che ciclismo è oggi rispetto a quello di? Ma io sono fuori da tanti anni, però mi sembra totalmente diverso da quando correvo io. Non potrei neanche giudicarlo, perché a me non sta bene quando dicono io una volta, io ero così, cioè, gli anni passano, le cose sono moderne, cambia tutto, quindi non potrei giudicarlo. Grazie per il momento anche a te, e ora io darei parola ai signori giornalisti. Giovanni Monforte, La Nuova Venezia. Sì, buonasera a tutti. Allora comincio, visto che siamo a Caorle, visto che è una tappa destinata ai velocisti, ricoinvolgerei Silvio Martinello. Io, a proposito di Martinello e il rapporto col Giro d'Italia, ricordo, credo che fosse il 1991 a Castelfranco, una volata in cui all'occhio praticamente aveva già le braccia al cielo sicuro di vincere, e poi Silvio Martinello lo superò in volata con un colpo di reni. Allora, 2 domande che vorrei porre. La prima, appunto, questo famoso colpo di reni nei velocisti, quanto è importante, e poi soprattutto tra i velocisti di oggi, tra i corridori di oggi, chi è Silvio Martinello? Cioè, in quale dei velocisti attuali rivedi un po' le tue caratteristiche? Ma allora, il colpo di reni è senza dubbio importante, in quell'occasione lo fu, per esempio, come lo è stato in tante altre, l'occasione di Castelfranco 1991.
è un esercizio che insomma bisogna saper eseguire in modo corretto, perché se lo anticipi troppo non serve a nulla, se lo posticipi ormai la linea del traguardo è superata, quindi non serve più a nulla nemmeno lì, quindi bisogna darlo al momento giusto. Il velocista di adesso, ma io ha fatto un percorso molto simile, anche se su strada ha vinto molto più di me. Io insomma per tanti anni mi sono dedicato ad aiutare un altro velocista, insomma credo il più forte di qualsiasi epoca, perlomeno questo è il mio parere. Quindi insomma diverse stagioni le ho sacrificate per quella causa. Credo che Elia Viviani, anche per questa sua diciamo sapersi adattare molto, molto bene tra la strada e la pista, cosa che ho fatto anch'io, insomma credo che possa assomigliarmi, anzi io possa assomigliare a lui, insomma, se vediamo i percorsi che abbiamo fatto. Quindi ecco, adesso dispiace che non sarà al Giro, insomma sta vivendo un momento non felicissimo della propria carriera, insomma lo seguo e vedo che comunque è sempre molto positivo, diciamo, e nel guardare avanti corre in una formazione che normalmente partecipa la Ineos alle grandi corse a tappe per vincerle, e quindi spazio per il velocista in un contesto come quello non è semplicissimo trovarlo, non lo ha trovato al Giro, non lo troverà credo nemmeno al Tour, lo spazio, speriamo che possa partecipare al Giro di Spagna. Ecco, però insomma, ecco, credo che Elia Viviani possa rappresentare, diciamo, come percorso fatto e che sta facendo ancora, molto simile a quello che ho fatto io. Andrea Ruzza, il Gazzettino. Ma io volevo chiedere a Franco Pellizzotti come direttore sportivo, abbiamo detto speranze per gli italiani non ce ne saranno, comunque ce ne saranno molto poche, ma vi siete chiesti, insomma ci siamo un po' chiesti come mai di corridori italiani percorsi a tappe, insomma in questi ultimi anni non se ne vedono? Ma sicuramente è una domanda che si è fatta, perché comunque dopo Nibali non abbiamo e non abbiamo tuttora un suo successore che possa lottare con questi fenomeni che abbiamo davanti. Bisogna lavorarci, ma non escludo che possa arrivare qualcuno da qua a qualche anno. Di giovani buoni ne abbiamo, bisognerà anche aspettare, vedere di farli crescere, e non è facile in questo momento. Sicuramente il fatto di non avere almeno una squadra World Tour in Italia, questo ci penalizza. Io in passato, quando sono passato professionista, c'erano molte squadre e questo dava anche la possibilità di far passare tanti giovani italiani. Adesso le squadre straniere è già tanto che comunque vengano a cercare qualche corridore italiano, perché comunque vedono nei ragazzi italiani numeri buoni. Questo può essere un problema, e dopo penso che anche alla base ci siano molti problemi di cui bisognerebbe lavorarci. Sì, una domanda la farei allora anche due a Ballan. Intanto finora non ho sentito nominare un altro protagonista italiano, più sicuramente nella pista, nelle cronometro, ovviamente parlo di Ganna. Io ho letto una tua intervista, credo rilasciata in questi giorni, in un evento che c'è stato nel Milanese, in cui parlavi proprio di Ganna, del suo futuro, e dicevi che adesso dovrebbe fare un salto diventando un uomo da corsa in linea. E poi tu, che sei stato veramente un gran protagonista delle corse in linea, come come approccia un corridore che appunto ha queste caratteristiche ad una grande corsa a tappe? Beh, allora intanto di Ganna ho detto che se vuol cambiare qualcosa rispetto a quello che lui è già ora, non deve cercare di diventare un corridore da
giri a tappe da 3 settimane come lo è stato Wiggins, come ha fatto Geraint Thomas, perché secondo me andrebbe proprio a snaturare quello che è lui stesso, ma soprattutto il suo fisico, perché dovrebbe perdere tantissimo peso. E quel pensiero è stato dato dal fatto che lui a cronometro praticamente ha vinto tutto. Stiamo parlando di uno dei più forti cronomen e anche su pista a livello mondiale, e io penso che ci sia nella sua testa la voglia di farsi vedere anche in un altro ambito, ecco. Quindi quell'intervista è stata proprio pensando a questo. Lo ha dimostrato a Sanremo quest'anno, perché il suo limite era un po' la distanza, però adesso ha dimostrato anche di essere un corridore che va forte sopra i 250 km, quindi io, se fossi in lui, se dovessi cambiare qualcosa rispetto a all'impostazione che ha adesso, cercherei di focalizzarmi sulle gare di un giorno classiche, quindi però non quelle dure, però andando a identificare quelle classiche che possono essere Milano-Sanremo, perché l'ha già dimostrato, Roubaix logicamente perché è adatta alla sua caratteristica fisica, e magari il Fiandre. Ecco, io andrei poi a identificare questa, magari aggiungendo un domani, dopo aver vinto queste 3, magari un Amstel o qualcosa di però leggero, ecco, non lo vedrei già protagonista una Liegi, secondo me diventa già troppo dura per lui. Per quanto riguarda l'avvicinamento alle classiche, è logico che ci vuole tutto per arrivare a una classica preparata, non basta solamente la condizione fisica, quindi non basta arrivare al 100%, ci vuole soprattutto testa, perché soprattutto quando hai responsabilità, hai una squadra tutta al tuo servizio, è logico che cominci a pensare, magari la notte cominci anche a perdere qualche ora di sonno, e questo sicuramente non va bene. Diciamo che il vero campione sa anche lasciare alle spalle la tensione e sa guardare avanti e si fa trovare in quel momento pronto. Poi la gara, diciamo che lo stress te lo fa andare via, perché una classica dura più di 6 ore e quindi c'è il tempo proprio di smaltire la tensione, però fai fatica a smaltire la tensione che hai i giorni prima, quindi soprattutto quando vai a dormire. Questo è il ricordo mio personale. Ritornando a Varese 2008, io penso di averlo vinto anche perché mi sono presentato a quel mondiale senza la pressione di essere il capitano. Quell'anno avevamo Paolo Bettini che aveva vinto 2 mondiali consecutivi, quindi aveva vinto 2006-2007. La gara la dovevamo fare con lui, quindi io non avevo assolutamente pressione, e il giorno dopo abbiamo cambiato un po' le carte in tavola e questo ha favorito il sottoscritto. Però se io quella gara fossi partito da capitano, sicuramente un po' di tensione l'avrei pagata e magari il giorno dopo non sarei stato il ballan che ha vinto il campionato del mondo, appunto. Posso integrare questa domanda con un'altrettanta, rimanendo sul nome di Ganna, su una domanda che voglio rivolgere a Silvio Martinello. Ho letto che secondo alcuni autorevolissimi pareri Ganna dovrebbe lasciare la pista perché uno ha già vinto tutto, ma non può unire pista e strada per poi diventare un protagonista nelle classiche. Risposta di uno dei più grandi pistard azzurri e mondiali. Ma allora io ti sembrerà strano, ma condivido questa tesi, nel senso che credo che lui dopo Parigi, quindi dopo i Giochi Olimpici del 2024, molto probabilmente una scelta di questo genere la farà, appunto per cercare nuovi stimoli, per cercare, diciamo così, nuovi traguardi da raggiungere. Io non sono sono d'accordo sul fatto che possa puntare, lo ha dimostrato già in questa stagione, alle grandi classiche, ad alcune classiche monumento, tipo la Sanremo, tipo la Roubaix, tipo il Fiandre, anche se forse non ha quell'esplosività in questo momento, perlomeno che potrebbe consentirgli di tenere quegli scatenati che conosciamo, insomma, no? Però io sullo scartare la possibilità, ma dipende molto dalla sua testa chiaramente, di cosa vorrà fare, la possibilità di essere competitivo in una grande corsa a tappe, chiaramente disegnata in un certo modo, non tanto quelle che si stanno proponendo in quest'era, perché sia al Giro sia al Tour, alla Vuelta da tanto, ma sia al Giro che al Tour si stanno proponendo dei percorsi che
veramente a volte si esagera con i dislivelli, e quindi questi percorsi sono preclusi lo sarebbero stati anche a Geraint Thomas e a Bradley Wiggins, che sono stati, diciamo così, due atleti che, provenendo dalla pista, a un certo punto hanno pianificato un progetto ambizioso come quello, riuscendo a centrarlo. Ecco, lui si trova nell'ambiente giusto, è lo stesso ambiente che ha permesso a Wiggins e a Thomas di vincere un Tour. Dipende da che genere di motivazioni avrà, da che tipo di percorsi verranno proposti, perché il motore non gli manca. Io francamente insomma, sono a conoscenza, ma credo anche altri a questo tavolo, dei suoi numeri, diciamo così, della cilindrata che ha a disposizione, ed è veramente tanta roba. Cioè non gli è precluso, secondo me, quel genere di traguardo. Chiaro che ci vorrebbe anche un percorso, non dico come i Giri d'Italia degli anni '80, dove insomma molto spesso, no, si prediligeva insomma fare dei percorsi adatti ai campioni italiani di allora, e quando c'erano le salite bastava un po' di nevischio per cancellare le tappe, insomma, no? Tanto la televisione fino a lassù non ci andava, quindi nessuno poteva vedere se nevicasse o meno, no? Quindi ora è diversa, però ecco, se si pensasse a un Giro d'Italia un po' più morbido e non con 54.000 metri, 51.300 di dislivello, insomma, io credo che un Ganna, diciamo, pianificando un progetto in modo chiaramente specifico, potrebbe essere della partita, secondo me. Ma dipende molto dagli stimoli. Cioè, un atleta che ha vinto tutto in pista come lui, dopo Parigi basta, cosa c'è da vincere? Cioè, anche se dovesse vincere 9-12 titoli dell'inseguimento individuale, per carità, insomma, andrà a tante feste, poi dopo a fine carriera, ma insomma, cambia poco. Titoli a cronometro, bellissimo, medaglia olimpica l'ha già vinta, probabilmente a Parigi speriamo riesca a fare anche il bis. Poi bisogna cercare nuovi stimoli. Ecco, credo che questa sia la molla anche nella sua testa, oltre a quella, insomma, di essere consapevole di avere un motore, una cilindrata a disposizione che gli consente anche di scrivere delle pagine nuove in uno sport che ha tante variabili, insomma, appunto il ciclismo con tante tipologie di gare, quindi sta molto nella sua motivazione, in quello che vorrà fare, credo. Quindi facciamolo un Giro d'Italia più morbido, va? Più morbido. Sì. Alessandra Cappellotto, torniamo alla tua missione prego. No, ma infatti stavo cercando di incrociare i campioni che a breve dovrebbero arrivare, non tornando agli anni '80, ma perché no, fare un Giro d'Italia un po' più morbido, quando avremo i campioni che possono vincerlo, insomma, cosa ci sarebbe di scandaloso se avessimo, magari accadesse. Alessandra, la tua missione, che poteva sembrare un sogno, è realtà. Quali sono state le principali o la principale difficoltà nel portare queste ragazze in Europa, in Italia? Allora, quando parlo di quei 15 giorni mi emoziono sempre, perché sono stati i 15 giorni più brutti della mia vita e mi hanno lasciato ovviamente una cicatrice dentro il cuore, perché quello che tutto il mondo viveva e vedeva alla televisione, quindi quell'aereo che è partito, a cui erano aggrappate tante persone e qualcuna è anche caduta dall'aereo, o quelle persone fuori dall'aeroporto di Kabul, dove dentro c'erano i voli umanitari delle varie nazioni, e quella folla di gente che doveva restare ad aspettare, a sperare di entrare in aeroporto. Io la vivevo tramite il mio cellulare, perché le ragazze mi mandavano i video, le foto, e sono stati 15 giorni davvero difficili. Il 15 di agosto i talebani sono entrati a Kabul e fortunatamente, grazie al ciclismo, perché solo grazie al ciclismo sono riuscita a contattare le persone che potevano aiutarmi, quindi il ministro degli esteri, degli interni e della difesa.
E quindi lo sport serve, per me è stato fondamentale per salvare 14 persone, perché io ho aiutato 14 persone a raggiungere l'Italia. Hanno avuto difficoltà ad ambientarsi? No, le ragazze che ho io non è per merito mio, sono loro brave, parlano, ovviamente si sono impegnate tanto e anch'io ho cercato di spronarle, però una delle ragazze è arrivata qui a 17 anni, tutte le ragazze che sono arrivate da sole, quindi senza papà, senza mamma, senza fratelli. È passato 1 anno e mezzo, loro parlano italiano. 2 di loro frequentano la scuola statale serale per avere il diploma di terza media, perché il diploma di terza media è il titolo che serve per esempio per partecipare a un concorso pubblico. Una di loro è all'università, frequenta l'università in inglese e tutte hanno già avuto un'esperienza lavorativa, 2 lavorano. Zara ha dovuto chiedere qualche ora di permesso perché oltre a lavorare ovviamente va in bici. Per venire qui ha chiesto 2 ore di permesso per partecipare. Quindi secondo me ho incontrato delle ragazze bravissime, perché in 1 anno e mezzo ragazze che parlano dei dialetti vari, comunque il persiano di base, il persiano, imparare l'italiano, riuscire a lavorare, frequentare la scuola, andare in bici, sono delle super donne veramente. Grazie Alessandra. Andrea. No, ma io, visto che abbiamo le 2 ragazze, volevo proprio chiedere a loro se si può, quei momenti in cui, quando avete preso l'aereo, cioè per voi è stata veramente, penso, la libertà. Ciao a tutti, buonasera. Scusami ma lingua, non parlo bene italiano. Sono qui da 1 anno e mezzo in Italia con Alexandra Capellotto. Tutti lo sanno che Afghanistan è la guerra, non è un paese libertà. Era talebano non ti piacciono le donne per andare bici e scuola. Sono venuta in Italia con l'associazione Alexandra Capellotto, ho trovato bene l'Italia, ho fatto ciclismo, ho fatto lavoro. Per me che una donna afghana non è facile venire in Italia a fare ciclismo. Sono molto contento che sono qua oggi, volevo andare tanto avanti, volevo essere un ciclista più forte del mondo, il mio sogno è questo, anche un giorno, speriamo che un giorno tutte le donne afghane potete andare con bici, potete andare in scuola, per me il mio sogno è quello. Grazie. Lo speriamo tutti. E poi parli molto bene l'italiano. Scusate, mi eclisso un attimino. Peserà 50 grammi, 40 grammi. La maglia rosa. Ma Monello pesa poco, ma indossarla da leader quanto pesa, Franco Pellizzotti? Ma è leggerissima anche quando la indossi, anzi ti sembra quasi di volare, no? Perché comunque per un ragazzo, soprattutto italiano, che indossa questa maglia sulle nostre strade, soprattutto se non sei un big, ma anche quello, perché io mi ricordo anche Vincenzo, anche se ha vinto 2 Giri d'Italia, anche quando la indossava, Vincenzo Nibali, ha quel qualcosa in più, no? E quando passi nei paesi che sono tutti addobbati di rosa, stiamo parlando di Giro d'Italia, saremo ad un arrivo di tappa qua a Caorle, e per noi italiani il Giro è il Giro, è la corsa.
E come dice la pubblicità, no? La corsa più bella del mondo è nel paese più bello del mondo. Non perché sono italiano, ma effettivamente è così. Ho fatto 11 giri Italia come corridore, questo sarà il quinto da direttore, 4 Tour de France, 4 Vuelta in Spagna. Sono corse tutte bellissime, hanno tutto il loro fascino, paesi bellissimi. Però il rosa, questo colore, è un colore speciale, no? E quando passi nei paesi e vedi anche i bambini che escono dagli asili, dalle scuole, con le bandierine rosa, con i fiocchi, tutte le case addobbate di rosa, è un qualcosa di speciale. E indossare questa maglia lo è ancora di più, perché la gente ti riconosce. Tante volte ti cambia la vita, no? Anche indossarla solo un giorno, per tanti ragazzi ti resta per tutta la vita indossare la maglia rosa. È il sogno della vita, forse. Sì, perché comunque, chiaro, la maglia di campione italiano, la maglia di campione del mondo, la maglia gialla ha un'importanza grandissima. Però per un italiano girare l'Italia anche solo per una tappa con questa maglia è veramente qualcosa di grande. Grazie Franco. Giovanni Monforte. Sì, io una domanda vorrei farla a Brichese, perché insomma abbiamo ascoltato da Martinello a Pellizzotti quando si raggiungono insomma quei livelli altissimi. Però poi abbiamo anche tutto un mondo di corridori dilettanti che ogni fine settimana corrono nelle nostre strade, dagli Elite Under 23, scendendo giù ai juniores, ai ragazzi, agli allievi. Ecco, vorrei chiederti che cosa ti ha lasciato il ciclismo? Cioè, parliamo anche del ciclismo come scuola di vita. E allora che cosa ti ha lasciato gli anni che hai corso? Cosa ti hai portato dietro? Ma mi ha lasciato un bagaglio immenso. Io avevo un direttore sportivo che mi diceva sempre una frase che io la dico sempre anche ai miei collaboratori in ristorante. Mi diceva: ricordati, quando uno fa il ciclista, lo fa in maniera seria, fa il massimo, anche se non arriva al professionismo, ma ha dato tutto seriamente, nella vita non avrà mai paura di nessuna cosa, di nessun lavoro, di niente. In quei tempi io ero giovane e lo ascoltavo, ma non è che sei giovane, non è che vai a pensare a queste cose. Però col passare degli anni è una frase che io dico a tutti i miei collaboratori, perché è realmente così. Il ciclismo ti lascia qualcosa che non ha, è indescrivibile. Io l'ho fatto non ai livelli di questi campioni, però posso dire che mi ha lasciato tanto dentro. È più faticoso correre in bicicletta o preparare un pranzo per 100-200 persone la domenica? Sono due cose completamente diverse. È fatica andare in bicicletta, però è faticoso anche essere in cucina e dover gestire una brigata magari di 6-7 cuochi che lavorano vicino a te, quindi non è semplice neanche quello. Però quando correvo in bicicletta dicevo: ma che duro è andare in bicicletta. Adesso che sono in cucina dico: che duro che è la cucina. Ma in cucina sei un passista, un velocista, uno scalatore? Chi sei? Se lo dice Silvio, che mi conosce bene. Il 24 sarai sulla finish line o ai fornelli? Il 24 sarò a cucinare mi hanno detto, per i giornalisti, quindi magari qualcuno mi rivedrà ancora. Prego. Beh sì. Sempre per Tiziano, se tu dovessi preparare appunto un piatto da dedicare al Giro d'Italia, quale sarebbe? Me l'hai rubata. Dunque, qui a Caorle stiamo facendo un piatto per il Giro d'Italia. Io ho preparato un tortello con una pasta al nero di seppia, con ripieno di branzino o spigola, con una base di colore completamente rosa. Quindi secondo me è un'opera d'arte. Però solo per i giornalisti. Scusatemi.
e il nome l'ho dedicato a un ex che fortunatamente ho conosciuto anch'io, l'ho chiamato il piatto del pirata, perché l'ho dedicato a lui. Bravo, bravo Tiziano, bravo. Ora vi chiedo rimane, poi vi passate il microfono, un aggettivo, uno, su un nome che vi faccio. Pogacar. Io lo vedo solo in televisione, è impressionante quanto forte va. Silvio. Ma anch'io fortunatamente lo vedo solo in televisione, è disumano per ciò che vedo. Fortissimo. Ale. Superiore. Franco? È vero che... Tu lo vedi? Sì, per fortuna ho smesso, quindi adesso lo vedo dalla macchina. E, sai, di cannibale ce n'era uno, però questo... Siamo sulla strada? Sì, perché anche le corse minori non lascia niente a nessuno. Lascio le ultime 2 domande ai signori giornalisti. Prego, scegliete voi come iniziare. Vado io? Beh, allora, una domanda ritornando al giro, a prepararci appunto alla corsa. Caorle sarà tappa per velocisti, però tu vorresti che il giro magari si potesse anche decidere un po' prima, ma si deciderà sicuramente sulle montagne, anche perché altrimenti le televisioni non sarebbero... Franco o Alessandro, non mi ricordo, è il giro, quindi è tutto imprevedibile. Certo, l'ultima settimana è un inferno. Però vorrei chiedere a Pellizzotti qualcosa sugli scalatori di oggi. Quali sono quelli che ti piacciono di più e quali secondo te, a parte alcuni nomi che ovviamente già sappiamo, saranno i protagonisti al giro? Nella tua squadra c'è un colombiano che potrebbe dire la sua per qualche vittoria di tappa, Santiago? Sì, diciamo che ultimamente gli scalatori veri e propri ce n'è sempre meno. I grandi giri li vincono corridori completi perché il ciclismo moderno è questo. Se andiamo a guardare veri scalatori, sì, ci sono i colombiani, ce n'è qualcuno, però anche per dire lo stesso Pogacar o quello che ha vinto il Tour l'anno scorso, Madonna, Vingegaard, però sono scalatori che però a cronometro vanno fortissimo, no? E sì, abbiamo in squadra un Santiago Buitrago che ha dimostrato all'ultima Liegi, meno di una settimana fa, di lottare con i più forti. Lui è uno scalatore, un tipico scalatore, un classico scalatore. Lo scorso anno vinse una bella tappa qua in Trentino, con arrivo quasi in salita, dopo a fine discesa, e molto giovane, un ragazzo molto giovane, dove quest'anno cercheremo con lui, almeno all'inizio, di provare a fare un po' di classifica. È un Giro Italia che si appresta agli scalatori e quindi perché no? E un velocista per Caorle lo hai, Haig, che se non ricordo ha fatto terzo al Tour des Alpes nei giorni scorsi. No, beh, Haig è anche lui uno scalatore, un velocista lo porteremo e quindi penso che per Caorle stiamo cercando di fare una squadra completa, non avendo un leader forte, un Pogacar della situazione, un Roglic o come lo scorso anno un Mikel Landa che magari ti dava un po' più di sicurezza, no? per fare classifica. Abbiamo 4 forti scalatori, 4 forti corridori, però cercheremo di portare una squadra completa che possa essere, che così potendo essere protagonisti per tutte le tappe e per tutto il giro. Andrea? Beh, ma giustamente è l'ultima domanda questa, quindi... No, l'ultima è la mia. Sì, vabbè, infatti, ma volevo solo, siamo a Caorle, abbiamo parlato della tappa di Caorle, so che il giro deve ancora iniziare, però direi a tutti quanti possiamo anche azzardare il vincitore, un pronostico. Chi è che risponde?
uno a testa, un nome a testa, iniziamo. Ma io direi, vabbè, è difficile dire, io dico, vado forse un po' controcorrente, Roglic. Vabbè, allora Roglic l'ha preso Franco, io vado su Goggenhardt perché ha una bella squadra e secondo me può far bene. Ma io per simpatia anch'io Roglic, perché mi sembra... No, non puoi dire lo stesso nome. Ah, non posso dire lo stesso? Sì. No, io spero tutto sommato lui. Mi sembra di quelli non umani il più umano, insomma. Roglic hai detto? Ah. Ma io credo che sarebbe, però deve un po' gestire il suo umore, perché insomma, il Giro d'Italia è anche una corsa dove bisogna avere sempre il giusto equilibrio anche dal punto di vista mentale, e Evenepoel, se riuscisse a vincere il Giro, sarebbe anche per il Giro d'Italia qualcosa di con la maglia di campione del mondo. Con la maglia di campione del mondo, insomma un corridore che secondo me segnerà, come sta facendo Pogacar quest'epoca, però deve correggere alcuni atteggiamenti, perché il Giro d'Italia lo si vince anche arrivando mentalmente freschi al momento chiave, che è chiaramente l'ultima settimana. Ecco, quindi io punto su di lui per non essere banale e dire gli stessi nomi. Tiziano. Puntiamo su uno, tiro a caso, Almeida. Segnate. Tanto lo tutti giochiamo... hanno segnato cosa avete detto. Tutti lo hanno segnato e vi aspettano al varco. Però, azzardato, però chi non rischia non vince. Possiamo passare il microfono ad Alessandra. Alessandra, questa sera regna il colore rosa. In tutte le 21 tappe del 106esimo Giro d'Italia regnerà il colore rosa. A Caorle regna già, ma è una piccola parte di quello che vedremo il pomeriggio del 24 maggio. Come sta, parlando di rosa, l'Italdonne del ciclismo? Mi sembra molto bene. Sì, sta benissimo. Abbiamo campionesse affermate, abbiamo giovani di ottime speranze. Purtroppo nel ciclismo moderno ci sono sempre più cadute e tante ragazze, vedi Marta Cavalli, insomma, cadono, no, ma purtroppo anche in modo brutto, e quindi hanno anche conseguenze. Però sicuramente il ciclismo femminile italiano sta meglio di quello maschile. Io spero che anche quello maschile possa riscattarsi presto, però insomma l'Italdonne sta benissimo. Grazie Alessandra Cappellotto e grazie ai nostri ospiti, grazie signori giornalisti, grazie a voi. E come ho iniziato voglio concludere, perché mi piace troppo questo non c'è Veneto senza Giro, non c'è Giro senza Veneto. L'appuntamento è per la giornata, non soltanto quando mancheranno pochi chilometri, ma l'appuntamento è per tutta la giornata del 24, perché Caorle quando inizierà a salire un po' il sole, le prime luci del mattino, inizierà già a respirare l'aria del grande giorno, del grande evento. Da Paolo Mouton è tutto, grazie. Invito il signor Sindaco a consegnare un ricordo di questa serata agli ospiti e ai signori giornalisti. Grazie.
Regione Veneto e Giro d'Italia. Un legame fatto di passione, fatica e successi. Una storia che attraversa tutto il Novecento fino al grande arrivo a Verona nel Giro d'Italia 2022. Una festa lunga 500 km che anche quest'anno celebra le nostre comunità sul territorio. Con 5 città del Giro d'Italia 2023. Attraversiamo la stupenda pianura veneta fino al mare, incontrando Caorle, città millenaria che si affaccia sulla laguna, chiamata la Piccola Venezia. Partiamo da Oderzo, gioiello di epoca romana ricco di arte e cultura. Percorriamo la Val di Zoldo e raggiungiamo Palafavera, all'ombra del Monte Pelmo, il trono degli dei, e del Monte Civetta. Lasciamo Longarone, città rinata con orgoglio dopo il disastro del Vajont, per risalire allo storico Passo Giau. Ma la nostra tappa finale è il rifugio Auronzo, al cospetto del simbolo delle Dolomiti, le 3 cime di Lavaredo. Il Veneto si conferma ancora una volta protagonista del grande ciclismo. Dico sempre che non c'è Giro d'Italia senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro d'Italia.